Il segretario del PD visita la cooperativa Giotto, una delle realtà più solide e meglio organizzate del terzo settore padovano. Incontra operatori e dirigenti della sede di via Vigonovese. Su questa realtà sociale e produttiva, come in tutte quelle del terzo settore, incombe il caro energia. Lancio un messaggio molto forte al governo oggi. L'ho detto ieri sera in Parlamento, bisogna che il decreto Ter sugli aiuti comprenda anche il mondo del terzo settore. Per noi questo è un punto irrinunciabile, il mondo del terzo settore, le RSA devono essere compresi nel decreto Ter sugli aiuti sulle bollette, perché le bollette decuplicate arrivano anche alle realtà del terzo settore, alle RSA, e i danni di tutto questo finiscono per arrivare sulle famiglie delle persone più fragili che vivono nelle RSA o che vivono le realtà con il terzo settore, e non è giusto, non è possibile. Tra le priorità del PD c'è l'autonomia, la gestione delle regioni? Noi siamo disponibili a una discussione sul tema dell'autonomia differenziata, quindi all'applicazione della Costituzione, ovviamente disponibili purché sia una cosa utile per i cittadini di tutto il Paese, una cosa che non porti il Paese a dividersi in due e che parta da temi concreti che possono essere oggetto di discussione. Penso al lavoro, questioni che hanno un immediato elemento positivo. Non sono d'accordo se è semplicemente una bandiera ideologica e di identità politica. Noi siamo con lo spirito dei padri costituenti. I padri costituenti, nessuno di loro aveva una bandiera. Tutti insieme hanno fatto la Costituzione più bella del mondo.